Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo in diretta dallo stadio Pasqualino di Carini. Un saluto da Antonio Massaro. Oggi sfida importantissima per queste squadre che sono giunte fino a questo momento della competizione, l'atto precedente alla finale. Vinceva il San Fratello per 3-1 nei minuti finali, poi il Montelepre è riuscito a pareggiare. Attenzione, intanto ti interrompo caro Francesco perché c'è la prima occasione della partita con Salvatore Rosone, il tiro. Andiamo a vedere questa punizione, parte Secum che cerca direttamente la porta esterna della rete, sta lasciando l'iniziativa agli ospiti, però attenzione a questa ripartenza perché c'è Danilo Terranova che serve Alfano in posizione regolare, Alfano in aria, Anelli, il gol di Maurizio Anelli, l'impianto sportivo palermitano, 0. Terranova, c'è Gallina che si propone. Torna indietro, ragiona Secum di prima, a servire Scoccio, regolare no! Fuori gioco! San Fratello che adesso poi triangola con il capitano e sono avanti, San Fratello in avanti. Grande anticipo di Anelli che oltre a decidere la sfida fa un grande lancio per Rosone. Si propone Gallina, regolare a Gallina no! Palla fuori, ma ha alzato la bandierina dell'assistenza. Se sarà lui a calciare la finta di Mincica, parte il numero 3, il cross a cercare la testa di Robles, uno schema che riesce alla perfezione e c'è il pareggio del San Fratello immediato con Robles al minuto 15, dorme il Borgetto, riesce a fare tutto alla perfezione invece la squadra di Furnari. Anelli, numero 2, serve ancora, il numero 8 Scrozzo. Allora palla per Alfano, che controlla, Gallino, calcia, il tiro per il adesso Gallina riesce a fare nuovamente il vantaggio per la squadra giallo-rossa, palla sotto la maglia ed esultanza sotto il pubblico che presenta Pasqualino, 2-1 e giù Cardella, tiro respinto 2 volte, prima da Rubino e poi da Secum, contropiede Borgetto con Alfano. C'è Rosone, servito, sono in 3, tutto il tridente ad attaccare, Rosone, ne ha 2 addosso, ancora Rosone, passa in mezzo a 2, mi segue un altro, Rosone, e poi Secum, tiro murato, la gira per Gallina che non ci ha messo il piede, e allora ripartono i messinesi, centrocampo sguarnito da parte del Borgetto e quindi attacca gli spazi il San Fratello, Cresciun, 1 contro 1 con Rubino. La mette in mezzo, no, e arriva il 2-2, firmato Mincica, il pareggio del San Fratello Acquadolcese. Secum, controllo, Alfano in mezzo, ci sono Gallina e Rosone, il colpo di testa del 7, botta in piena volta per Rosone, sull'uscita, ancora San Fratello con Mincica che calibra un altro bel pallone, incertezza di Piccione. E poi un altro tentativo che si spegne in porta, errori difensivi balordi o quelli offerti dal Borgetto Giardinello, il gol di Vergult. Secum ragiona, si gira e si rigira, poi va a cercare Alfano con la testa, vogliono un fallo di mano i difensori del San Fratello, Alfano dialoga contro Rosone, ancora il 10, contatto palloso, giocare non va in rigore ma spingono ancora i giallorossi. Rubino, Rosone, c'è spazio, Rosone, fuori. Cardella se la fa dare Scrozzo, rientra sul destro, la mette in mezzo per Gallina, Alfano malissimo la sua conclusione, imprecisa. Scrozzo, ancora Alfano, rientra, va da Secum al limite, finta di aprire, finta ancora, ragiona, apre, da Di Giuseppe, che la ripropone in mezzo, Alfano di testa, deviazione! Alfano! 2 minuti dalla fine, incredibile Pasqualino, che è successo? Alfano, non si capisce più nulla. Fatichiamo a parlare ancora, c'è un rosso per Siracusa, Alfano, l'apertura per Rosone,
che mette giù benissimo, si propone Di Giuseppe, fa da solo il 7 a sfidare Zingase. Rosone in mezzo al palo! Palla fuori! E c'era fuori gioco. A quanto pare ci saranno i calci di rigore. Robles, Gallina, primo rigorista disegnato dal Borgetto, calcia rete, 4-4, parte Truglio, e che cosa caro Francesco, perché Piccione l'ha parato, parte Rosone, sul destro, stavolta gol, Borgetto avanti, parte Carroccio col mancino, l'aveva quasi presa Piccione, pronto, Najib Sekoum, col destro, e in sacco la palla, che brivido, c'era arrivato Commisso, parte Mincica, c'era quasi arrivato Piccione anche qui. C'era quasi arrivato. Col destro Cardella, stavolta Commisso l'ha fatta sua. Caraco, spiazza Piccione. Parte Alfano, col brivido. Rincorsa breve di Cresciun. C'è Piccione, ma non va fuori la palla. Arrivato. Anelli, autore del primo gol del match. Leggero. Martinez spiazza Piccione. Fischia l'arbitro Di Giuseppe. Spiazza anche lui il portiere. Parte Dos Santos, Piccione c'era quasi arrivato. Macaluso quasi alto ma sotto la traversa. Da ma no, è entrata anche questa. Fischia l'arbitro. Rubi. No, però. Esulta il San Fratello. La parata di Commisso. San Fratello in eccellenza.